Amici sportivi, un buon pomeriggio da Luca Di Noto, ben ritrovati dallo stadio comunale Nino Vaccara di Mazara del Vallo, dove quest'oggi si gioca la 23esima giornata del campionato di promozione tra Mazara e Aspra. Cina, il lancio in avanti per D'Agostino che è tutto solo in posizione regolare, ancora D'Agostino, prova a servire in mezzo il numero 7, si batte adesso il calcio di punizione, la conclusione di Biondo ancora una volta ci mette i guantoni Matteo Giacalone, supera anche un altro avversario, mette in mezzo il pallone per il colpo di testa a colpo sicuro da parte di un giocatore, non inquadra incredibilmente lo specchio della porta, ma cosa si è divorato il Mazara, con Bordoni che salta elegantemente Rallo, va alla sua rincorsa, poi il calcione di Rallo su Bordoni, vediamo, arriva il rosso diretto e dunque tegola pesantissima per il Mazara al 27esimo minuto. La rincorsa di Gianmarinaro che adesso mette in mezzo il pallone, ci sono solo maglie grigie, la respinta con i pugni, poi Giampaolo Giacalone, Lino che riceve nuovamente il pallone messo in mezzo, buca la difesa dell'Aspra, la palla arriva a Caracci che poi prova a colpire col destro. Riprendiamo la linea dallo stadio comunale Nino Vaccara per raccontarvi il secondo tempo della sfida tra Mazara e Aspra. Ricordiamo, si riparte dallo 0-0 maturato dopo la prima frazione di gioco. Molto defilato Michele Perrone che prova a mettere in mezzo per Rustico, l'uscita da parte di Chiello ad allontanare la minaccia, ma il Mazara è ancora pericoloso in avanti, finisce a terra Giampaolo Giacalone, non c'è nulla a giudizio della terna arbitrale, sarà episodio da Moviola, anche questo con Giampaolo Giacalone che è finito giù al limite dell'area di rigore, dunque primo episodio degno di nota in questo secondo tempo. Ancora Perrone, prova la botta da fuori, Michele Perrone, la palla di poco alta sopra la traversa, Sport Palermo, Perrone al limite dell'area, Perrone impegna ancora una volta Chiello, ancora Gianmarinaro per Rosella che col sinistro conclude, palla di poco al lato, ma Mazara che aveva costruito una gran bella azione, la rincorsa di D'Agostino che tocca corta per Biondo, la conclusione bloccata a terra da Matteo Giacalone, il pallone in avanti a cercare D'Agostino, attenzione, occasione per l'Aspra, D'Agostino prova la conclusione, la blocca, anzi la devia in angolo Matteo Giacalone, fischio che arriva adesso, la botta di D'Agostino con grande intervento ancora una volta da parte di Matteo Giacalone, ancora in avanti l'Aspra con questo pallone per D'Agostino, Giampaolo Giacalone, poi sul destra l'inserimento di Ciolino, il pallone in mezzo per Perrone, il gol del Mazara ma è tutto fermo. Si propone sulla destra Rosella, poi Gianmarinaro prova la conclusione, il miracolo di Chiello che con la punta delle dita mette il pallone in calcio d'angolo. Si conclude 0-0 la sfida tra Mazara e Aspra, con un Mazara che dal 27esimo ha dovuto fare i conti con l'inferiorità numerica.